Benvenuti a una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo l'acronimo MCN. Ripetete con me, MCN. Potete migliorare. L'esempio più lampante di MCN ce l'ha dimostrato Will Smith la notte degli Oscar. Lampante nel senso che prima ha lampiato e poi tornando al posto ha urlato quello che tradotto in Stampatello Siciliano sarebbe così, a me e a mia moglie, MCN. Noi il concetto di MCN lo abbiamo imparato sin da piccoli, la mamma ce lo faceva capire con due oggetti poco tecnologici ma estremamente efficaci, a cucchiara di legno e a tappina. Quando lei si arrabbiava mi urlava in dialetto in maniera che il messaggio arrivasse prima e con tutta la tappina. Anche a scuola non ti devi fare mettere i piedi sopra nemmeno dagli insegnanti. Il mio compagno di banco non si è mai piegato. Quando gli insegnanti lo interrogavano lui diceva professor MCN. L'ho incontrato dopo anni, ho detto ma a scuola a te com'è finita? Sono arrivato alla quinta media. Ma se si arriva alla terza media? Sì, ma io me la feci 5 vuote. Attenzione, MCN non è una reazione violenta, anzi è proprio volerla scongiurare, perché ultimamente è facile trovare chi fa polemica anche al saluto. Tu saluti col bacio, ah no, preferisco la mano. Tu saluti con la mano e ti danno il pugno. Saluti a distanza, siamo litigati. Non sai come fare, tu arrivi e dici signori, per non sbagliare, buonasera a tutti, però MCN. Ci sono le elezioni, tutti ti vogliono offrire il caffè. Non ci sono le elezioni, sembra che i bar siano tutti chiusi. Ora ci sono le elezioni, se dovessimo accettare tutti i caffè che ci vorranno offrire ci verrebbe la gastrite ulcerosa. Ve lo dico prima, non chiamate, se proprio ci tieni, ci vediamo dopo le elezioni, te lo offro io il caffè, però MCN. È ora di cena e ti arriva la chiamata da un call center rumeno che pure al telefono ci butta a squillare. Non perdere tempo a dire ah sa non sono interessato, diretto, a quest'ora MCN. Hai appena preso sonno e i testimoni di Geova fanno una delle loro incursioni. Lei sa che è arrivata la fine del mondo? No, io so che è arrivata la tua fine. MCN è come Troni, non ci sono paragoni. A causa di un perbenismo eccessivo in questo video sarcastico avrò potuto urtare la sensibilità del Comitato per la Non Violenza, degli insegnanti, i candidati alle elezioni, i lavoratori dei call center, i testimoni di Geova. Ma essendo il mio lavoro fondato sul sarcasmo, non c'è niente di male. Quindi lo dico prima ai Leon Conigli da tastiera. Oh, MCN. Anche perché, come ho spiegato nel video precedente, qualunque cosa scrivi, ONM. E la mia casa è Piazza Grande.